Pronti? 1, 2, 3. Questa volta è valido il segnale e vediamo Pedro Almodovar che Numero rientra 1 a Ramirez tutti, la B, squalifica per Ramirez B, squalificato. mentre rimane all'esterno Paco. Paco si profila però su Pedro Almodovar dopo 200 metri di gara. Si staccano Pedro Ripetiamo, Almodovar e numero Paco. 1 Paco Ramirez però B, deve desistere e squalificato. sistemarsi in seconda posizione perché Pedro Almodovar vuole correre al comando. In terza posizione c'è Derse Place, poi in quarta Ravaneo Spritz, più indietro gli altri capeggiati da Ramirez B rimesso, mentre i penalizzati sono condotti all'esterno da Anuk Grad che si trascina Visipan. Tanto completamento dei primi 600 metri di gara con situazione tattica invariata. C'è la progressione esterna dalle retrovie da parte di Anuk Grad, seguito da Visipan. Ora parcheggia la corda Anuk Grad mentre Visipan continua nella sua progressione, se ne vanno gli 800 iniziali. E sempre leader Pedro Almodovar nei confronti di Paco, poi Dersa Place e via via tutti gli altri. Risale gradualmente intanto al chilometro Visipan che avvicina il battistrada a Pedro Almodovar, mentre in terza ruota cerca la progressione anche Anuk Grad che prova a superare Ravaneo Spritz che l'ha anticipata. Più indietro c'è anche Vasterbo Sky High per corsie esterne. Tanto continua il duello fra Pedro Almodovar e Visipan quando siamo a poco più di 600 dal palo. Un parziale ora in 15,7 per Pedro Almodovar e Visipan alle prese. Visipan insiste e si avvantaggia a 500 dalla conclusione. Pedro Almodovar vende cara la pelle, ma Visipan insiste all'attacco della curva conclusiva e mantiene quella incollatura di vantaggio, ma Pedro Almodovar è ancora in grado di rientrare all'avversaria, mentre in terza ruota si lancia Vasterbo Sky High, completamento della curva, ingresso in retta d'arrivo. Pedro Almodovar entra ancora in vantaggio a centropista. Vasterbo Sky High scatta insieme a Visipan e Vasterbo, mentre all'interno c'è il tentativo anche di Paco, ma sul palo probabilmente è Vasterbo Sky High che a grossa quota con Giulia Deschi riesce probabilmente ad aver ragione delle avversarie. Vediamo un po' questo finale nuovamente con Pedro Almodovar che è in vantaggio agli 80 conclusivi, ma all'interno scatta Paco, all'esterno soprattutto Vasterbo Sky High che negli ultimi metri ha ragione degli avversari e si afferma. Al terzo posto invece è Visipan per un arrivo che recita numericamente 7-5-10. Aspettiamo naturalmente l'arrivo ufficiale del Giulia Marra, doppio comunque per Giulia Deschi che domina quindi questa giornata riservata alle Amazzoni con le due corse loro dedicate in onore della festa della donna. Vediamo ancora il bell'arrivo serrato con Vasterbo Sky High che a grossa sorpresa, vince questa settima conclusiva corsa, questo handicap riservato alle Amazzoni for Life, e vince quindi le due corse dedicate alle signore con un bel arrivo a centropista piegando Paco e Visipan.